Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i carabinieri della sezione di Canicattì, con il supporto del personale della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno eseguito controlli mirati su persone e veicoli nel centro abitato e nelle aree ritenute maggiormente sensibili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso delle varie attività i militari hanno denunciato in stato di libertà 3 persone. Un primo giovane è stato deferito all'autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di oggetti atti a offendere, quando trovato in possesso di 39 grammi di marijuana suddivisa in più dosi, di un tubo metallico occultato all'interno del quadriciclo sul quale viaggiava. Un secondo soggetto è stato denunciato per porto abusivo di armi e uso di atto falso, in quanto trovato in possesso di una targa prova risultata falsificata. Lo stesso è stato inoltre segnalato dalla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti per il possesso di 7 grammi di marijuana. Nel corso del medesimo servizio un ulteriore individuo è stato deferito per porto abusivo di oggetti atti a offendere, sorpreso a bordo della propria auto con 2 coltelli a serramanico sottoposti a sequestro. Durante le operazioni, i militari dell'Arma hanno inoltre rinvenuto nelle vicinanze dell'area dei controlli uno zainetto contenente dosi di marijuana e hashish sottoposti a sequestro. L'attività si inserisce in un più ampio controllo di prevenzione del territorio costantemente attuato dall'Arma dei Carabinieri, volto al contrasto e alla distruzione delle sostanze stupefacenti, porto illegale di armi, fenomeni che incidono in maniera significativa sulla sicurezza urbana.